52. Va ora in onda Largo ai bambini, educazione e dintorni. Dove c'è un bambino, c'è un'intera società, con Francesca Corbella. A te la linea. Grazie, buonasera a tutti, bentrovati. Giovedì scorso abbiamo dovuto saltare la nostra chiacchierata per ragioni tecniche e quindi ci risentiamo oggi. Nel frattempo è trascorsa la giornata del 25 novembre con il suo mostruoso battage. Ci hanno fatto una testa così con tantissimi interventi, molti, diciamo quasi tutti, provenienti da una parte, da un'ala o dall'altra della politica, sono stati molto similari, alcuni molto ben approfonditi, altri molto ideologici, e mi accodo anch'io, quindi chiedo venia di questa propaggine lunga ancora sul battage, no? Però non intendo fare battage a favore delle donne, io sono una donna, lo segnalo, non è questo il mio scopo, ma vedere di fare qualche ulteriore commento. Allora, mi sono fatta ispirare da un articolo uscito sul Corriere, quindi già capite un pochino il taglio, che narra di una ricerca condotta da Fondazione Libellula sugli adolescenti, no? Con il tentativo di cercare di individuare che cosa è forma di violenza e cosa non lo è nella testa dei nostri ragazzi. E a questo sondaggio hanno partecipato 1592 giovani nel periodo di circa 2 mesi. Naturalmente è lunga, io mi sono ritagliata alcune cose particolarmente curiose. Allora, che cosa non è una forma di violenza? Per il 20% dei ragazzi isolare il proprio partner mettendogli contro amiche o amici non è una forma di violenza. Per il 20% dei ragazzi non è nemmeno chiedere con insistenza foto intime, per il 30% non è violenza toccare una persona senza il suo consenso. Per il 56% degli adolescenti il 56 considera la gelosia un'espressione d'amore, un po' di confusione qua. Ecco, questi sono solo alcuni dei dati emersi da questa ricerca, per cercare appunto, ripeto, di comprendere come gli adolescenti, e si intende dai 14 ai 19 anni, vivono la violenza di genere in Italia, perché gliene parla la scuola, gliene parla la famiglia, gliene parla la televisione, tutto un grande strombazzamento più verbale che non concreto, per cercare di risolvere il problema che non si nega esista, ma anche questo non si nega che esista, ma con delle sfaccettature. Anche l'OMS ha fornito alcuni dati a livello mondiale nel 2018 che evidenziavano, questi dati del 2018, quindi saranno già cambiati, come il 27% delle ragazze tra i 15 e i 49 anni, quindi donne diciamo, abbia subito una violenza fisica o sessuale da parte del partner nel corso della propria vita. Ma la domanda fondamentale che ci poniamo è, per i ragazzi, qual è il confine tra le forme d'amore e le forme di violenza? E soprattutto si chiede anche alla Fondazione Libellula, è chiaro questo confine? Qual è il limite? Quali sono i concetti da mettere in chiaro? Allora ci sembra grave, e anche alla Fondazione sembra grave, che il 20-25% degli intervistati non consideri comportamenti invasivi sessualmente senza consenso come una violenza. Ecco, questo è abbastanza preoccupante. Bisogna intendersi sulle parole e sui concetti. Io sto un po' attenta a usare la parola violenza. Per esempio, avevo preso molto le distanze da quella giornalista del calcio che dopo una partita, adesso non riesco a circostanziarvi i fatti, ma ve la ricorderete di sicuro,
aveva ricevuto una palpata sul sedere, aveva fatto venire fuori un pieno della malora perché questi tifosi violenti come si permettono. Certamente non bisogna permettersi, certamente è un fastidio, certamente, però come dire, la fischiata dal camion per strada non è una violenza, può essere un atteggiamento rozzo, volgare anche, molto volgare se vogliamo, no? Molto basso, molto meschino, però definire come violenza mi sembra un po' rischioso perlomeno, perché andiamo a fomentare questa confusione che invece va chiarita. Allora, uno dei temi che la inchiesta ha affrontato e che mi interessa è quello della gelosia, perché è uno dei più delicati, perché il confine lì è molto labile. Allora, il 50% del campione non considera la gelosia una forma di violenza, con alcune differenze nel genere. Il 32% delle ragazze pensa che la gelosia sia il segnale che il compagno ci tiene, mentre il 56% dei ragazzi la vede come un'espressione d'amore addirittura, ancora di più che tenerci. Quindi questo insomma può essere un aspetto pericoloso perché può spingere il partner a controllare l'altro in nome di questo sentimento inteso come positivo. Perché la gelosia dovrebbe essere intesa come cosa positiva? Sicuramente se il nostro uomo, la nostra donna ci viene soffiata da sotto il naso ci dà molto fastidio, ne siamo gelosi, ma tra questo e volerla segregare in casa ce ne corre, diciamo. Quindi nel primo caso se la gelosia fisiologica perché è un istinto di protezione di ciò che amiamo, nell'altro caso è una protezione indebita, egoistica, prevaricatoria di ciò che non amiamo, ma di ciò che pensiamo di possedere. Sono concetti molto diversi. Il possesso non è amore. L'amore è volere il bene dell'altra persona a prescindere dal possesso. Quindi attenzione a questa confusione che evidentemente i ragazzi fanno. Per il 40% non è una forma di violenza chiedere la password dei profili social e controllare il cellulare di nascosto. 4 adolescenti su 10, quindi 40%, è accettabile telefonare insistentemente a una persona che ci piace. Le risposte delle ragazze e dei ragazzi evidenziano come tuttora ci sia una certa confusione tra quella che può essere considerata una manifestazione di interesse e anche d'affetto e il rischio di scivolare in comportamenti persecutori, comunemente definiti stalking. La Fondazione Libellula ha redatto la tabella dei dati separando i risultati tra donne e uomini, in modo da dimostrare anche la diversa percezione di cosa sia per gli uni e per gli altri, e quindi non è considerata una violenza costringere una persona a un rapporto sessuale non desiderato. 2% delle ragazze e 14% dei ragazzi, qui c'è il non davanti, non considerano violenza, il 14% dei ragazzi, cioè lo considerano un diritto legittimo evidentemente. Strattonare, spingere, colpire durante un litigio, 3% delle donne e 16% degli uomini. Non è violenza per loro, non è violenza lanciare oggetti contro una persona, 4% delle ragazze, 19% dei ragazzi. Richiedere con insistenza foto intime al partner, alla partner, 4% delle ragazze non la considera violenza, mentre il 20% dei ragazzi non la considera violenza, ne hanno il diritto. Baciare una persona senza il suo consenso, 9% delle ragazze, 26% dei ragazzi. Toccare una persona senza il suo consenso, 11% delle ragazze e 29% dei ragazzi. Cosa considerano invece violenza? Condividere o diffondere immagini di una persona senza il consenso, il 95% delle donne e il 40% dei ragazzi. Questo è considerata violenza. Nello specifico, vedere diffuse pubblicamente le foto intime che hai inviato, che sono state inviate al partner in via esclusiva, e quindi questo secondo loro è colpa della donna, per quasi un adolescente su 3. Di questo ne sono più convinti i ragazzi, 40%, che le ragazze, 19%.
dire al partner quali vestiti può o non può usare l'88% delle ragazze e 56% dei ragazzi. Questa considerata violenza, affermativo. Su questo tema l'Istat aveva raccontato come il 19,7% degli uomini pensa che siano sempre le donne a provocare la violenza sessuale col loro modo di vestire. L'ultimo dettaglio interessante che emerge da questa survey riguarda la capacità degli stereotipi di farci accettare certi tipi di atteggiamenti. Per esempio, il 36% degli adolescenti, per il 36% gli uomini hanno bisogno di una donna che si prenda cura di loro. Il 38% ritiene che le donne hanno bisogno di un uomo che le protegga. Queste credenze culturali nascono con noi e si fossilizzano man mano che cresciamo, dice il Corriere della Sera. Lo conferma l'Istat, che nell'ultimo report ha evidenziato come per il 21% degli adulti gli uomini sono meno adatti delle donne a occuparsi delle faccende domestiche. E lo stesso influisce anche il rapporto che i giovani hanno con l'educazione sessuale. Credere che un ragazzo sia più interessato al sesso di una ragazza lo ritiene un adolescente su 3. Considerare quindi questo un privilegio degli uomini, e lo dimostra un altro dato: per un adolescente su 3 nei rapporti spesso le ragazze dicono di no, ma vorrebbero dire di sì, non sono capaci quindi di dire sì. La survey ci dice che sembra più difficile per i ragazzi liberarsi dalle gabbie degli stereotipi, dalle norme di maschilità definite tradizionali, le quali possono promuovere l'esercizio della violenza e la negazione delle responsabilità, conclude il sondaggio. Allora, un mio commento veloce, perché poi vi voglio leggere dati di un'altra ricerca interessante. Allora, in tutta la giornata del 25 novembre, compreso questo articolo, questa ricerca, i principali accusati sono i cosiddetti stereotipi. L'avete sentito in 100.000 articoli, gli stereotipi, lotta agli stereotipi, dobbiamo lottare contro gli stereotipi. Cosa sono gli stereotipi? La mamma cucina e il papà legge il giornale, no? Allora alle 7 di sera, per dire una cosa banale. Ma adesso, senza stare sul concetto di stereotipi che avete ben chiaro anche voi, io sottolineo che ci sono delle differenze tra quelli che sono realmente, e non li si nega, gli stereotipi sessisti, maschilisti di antica data, che arrivano dal 1800 eccetera. Non usiamo per carità la parola patriarcato, vi prego, vi scongiuro in ginocchio, aboliamola, perché non ha alcun senso. Stiamo sulla parola maschilismo, che è più interessante e più consona. Allora, c'è una differenza tra stereotipi maschilisti, appunto, che potrebbe essere la mamma deve cucinare mentre il papà ha diritto di leggere il giornale, e quelle che invece sono delle istanze naturali differenziate per i maschi e per le femmine, e che ugualmente non vanno negate e non devono finire nel calderone, nel pot-pourri di questo modo di pensare livellante dei due generi, quando non addirittura alienante dei due generi. Non devono più sussistere i due generi, non devono più esistere, come se fosse il papà a cucinare e la mamma a leggere il giornale fosse un eliminare le differenze tra i due generi. Anche nello scambio dei ruoli i due generi devono sussistere. Quindi attenzione a non fare confusione, e lo dico ai ragazzi giovani, perché le persone mature penso che ce l'abbiano bene in mente la differenza tra la mascolinità naturale e la femminilità naturale. Queste istanze naturali differenziate, chiamiamole così, riguardano anche gli aspetti della gestione familiare, entrano nel gioco della vita quotidiana, sia domestica sia extradomestica, anche nel mondo del lavoro. Voi prendete un manager, un top manager femmine, un top manager maschio, a parità di ruolo,
e di potere nell'azienda hanno comportamenti diversi ed è bello che sia così. Oltre a essere giusto, è bello che sia così. Quindi la suddivisione di ruoli nella società come nella famiglia è primordiale. Ai primordi, nel Neolitico o nel Paleolitico, la natura, la biologia della vita assegnava a ciascuno dei due ciò di cui sapeva occuparsi meglio, quello che era più funzionale alla sopravvivenza della specie. Ha fatto parte di questo anche ha fatto gioco in questo anche l'elemento forza fisica necessaria per affrontare i pericoli, per andare a caccia per esempio, di cui uno dei due era più dotato e l'altro meno. Questo ha differenziato i ruoli. Voi capite che queste differenze sono inalienabili, devono restare, perché attengono al sacro maschile e al sacro femminile, che se andiamo nella filosofia o anche nell'antica filosofia, prendete, non sto a fare esempi, sono l'elemento che produce equilibrio sociale, equilibrio nella famiglia ed equilibrio anche nella società, quindi fuori dalla famiglia. Con ciò non sto dicendo che non si debbano cercare di abolire, di stemperare il più possibile quelli che invece sono rimasti dei residui degli stereotipi maschilisti. Quindi non vorrei mai che questo discorso venisse a far gioco, a dar gioco a qualche perfido ascoltatore di controparte che si mettesse a dire che con ciò io nego gli stereotipi e anzi attenuo la gravità della prevaricazione e della violenza che comunque molto spesso e più spesso è da parte di maschio su femmina e non viceversa. Sussiste anche il viceversa e fra 2 minuti lo vediamo. C'è inoltre un altro aspetto che mi preme molto commentare, quello che riguarda l'aggressività sia femminile sia maschile, intesa come pulsionalità, come reattività, come forza vitale, non fisica, e attenzione, come forza vitale e che non va soppressa, va semplicemente istradata. E qui arriva il tema a me caro, e non solo a me, grazie a Dio, il tema educativo. Allora, oggi si assiste alla totale castrazione del maschio. Fin da piccolo gli viene impedita la mascolinità. Per esempio, in atteggiamenti piccoli, semplici, ma estremamente potenti e naturali, come per esempio fare la lotta. Quando ero piccola io, tanti anni fa, o quando era piccolo mio papà, i maschietti facevano la lotta, come la fanno i cuccioli. Vedete 2 cuccioli di cane, vedete 2 cuccioli di gattini, fanno la lotta perché giocano alla lotta. Non è violenza, è un gioco. È un gioco per prendere le misure a se stessi e prendere le misure all'altro. Se voi entrate nel mio asilo nido, i bimbi si rotolano, non fanno la lotta perché sono piccolissimi, ma si rotolano, si buttano giù, si danno una spintarella. Ecco, questo atteggiamento è tipicamente maschile, non lo fanno le bambine. Le bambine fanno altre cose, tipicamente femminee. Quindi tutto ciò che è fisiologico ad un bambino al giorno d'oggi viene mortificato, un bambino maschio viene mortificato, viene tacitato, viene subito colpevolizzato, non devi far così all'altro bambino e viene sgridato, eccetera, no? Avete capito il concetto. Dopo ci domandiamo come mai questa mascolinità repressa esploda nelle forme più prepotenti. Ma perché la frustrazione è alta quando tu fin da piccolo non puoi essere quello che sei. Quindi ci vuole una maggiore educazione alla mascolinità naturale e una maggiore educazione alla femminilità naturale, che non ha nulla a che fare con la civetteria,
con la cocotrì, con la seduzione, con gli short a livello spinterico, con le minigonne esagerate dentro nel metro a Milano. Tutte queste cose mi fanno innervosire perché nessuno le dice. E non significa colpevolizzare le ragazze che subiscono violenza per causa del loro abbigliamento. Questo è uno stereotipo, ma è uno stereotipo dei giornalisti. Ecco, parliamoci chiaro. Tutto ciò è molto grave, di voler frustrare a tal misura in primis la mascolinità e assistiamo a questo tutti i giorni, ma anche la femminilità, perché la femminilità è diventata come quella che si definiva la donna oggetto degli anni 50, ve la ricordate? La battaglia femminista degli anni successivi contro la donna oggetto. Bene, oggi c'è stata una regressione pazzesca perché aprite la televisione è pieno di donne oggetto, sono tutte oggettivizzate. Io vedo le ragazze in giro e mi metto le mani nei capelli. Ecco, quindi tutto ciò porta a forme di autoaffermazione molto sregolate, molto sopraffattive, che arrivano quindi alla vera e propria violenza, inconsapevole peraltro, violenza inconsapevole. Adesso ancora 5 minuti, vi prendo dallafionda.com un altro interessante studio. Questo non è uno studio scientifico e loro ci tengono a sottolinearlo, è uno studio divulgativo per cui hanno estrapolato da numerosi giornali e testate una serie di e poi hanno tirato delle somme, hanno fatto una serie di considerazioni, però hanno desunto dei dati che vengono esposti in alcuni specchietti che io ho qua sotto gli occhi, molto interessanti, sui casi di violenza femminile contro gli uomini, perché bisogna fare anche la giornata contro la violenza sugli uomini, a partire dal sostenere la mascolinità naturale nei bambini, quindi problema educativo. Di questo tutti tacciono e vabbè. Quindi casi di violenza femminile contro gli uomini. E dicono la fonte dei dati sono le notizie apparse sui mass media anno per anno, vengono considerati soltanto i cosiddetti reati spia della violenza di genere, quali sono stalking, lesioni, percosse, maltrattamenti, tentati omicidi o veri e propri, eccetera, con l'aggiunta di alcuni reati tipicamente commessi da donne contro uomini, come l'estorsione su base sessuale. Poiché non sempre le donne sono esecutrici di reati violenti, perché qui manca anche la forza fisica, esse vengono comprese anche quando viene accertato il loro ruolo come mandanti o come manipolatrici, istigano a qualcun altro a fare. Come detto, essendo la fonte dei dati soltanto articoli di cronaca, le indicazioni qui contenute non pretendono di dare il quadro intero delle reali dimensioni del fenomeno, probabilmente molto più ampio di quanto qui rappresentato. Ecco, quindi questo che sto raccontando per amore di verità e contro la narrazione manipolativa, pretestuosa, che è disfunzionale alla risoluzione del problema e che è quella a cui assistiamo, quindi solo maschi violenti, per cui bisogna castrarli in tutte le maniere, compreso con la politica LGBT. Allora, questi casi di violenze femminili sugli uomini hanno visto nel 2020 in Italia 289 casi, nel 21 262, nel 22 225, nel 23 350 e nel 24 ancora 350. Il 24 non è ancora finito, quindi il dato è parziale. Quindi vediamo un excursus un po' preoccupante in aumento di questi dati. Adesso io qua ho degli specchietti che purtroppo non posso farveli vedere, però abbiamo di questi casi lesioni, stalking, tentato omicidio, percosse e ricatti anche. Quindi abbiamo il 35,4% di stalking e estorsione, il 24,6% lesioni revenge porn della donna sull'uomo, contro l'uomo, il 10,4% tentato omicidio, è gravissimo, e violenza sessuale,
della donna contro l'uomo, violenza sessuale anche, maltrattamenti 9,9%, percosse 8,1%, vari 4,3%. Incidenza delle violenze femminili su uomini per regione, il tasso più alto Lombardia. Qui poi c'è da fare un raffronto sulla popolazione naturalmente, che qua viene fatto, ma io adesso non riesco a darvi tutti questi dati. Seconda regione più violenta, Lazio. Terza regione Campania, subito dopo Emilia Romagna e poi a scendere per finire con Valle d'Aosta e Basilicata. Ecco, vedete queste percentuali, quindi noi ci ritroviamo la regione più pericolosa in assoluto e guarda caso è anche la regione non solo più popolosa e più varia anche come composizione sociale, ma è anche la più multietnica. Niente, volevo guardarvi anche un attimo la lettera, la circolare che il ministro Valditara ha spedito a tutte le scuole in occasione del 25 novembre, ma direi che abbiamo detto abbastanza, anche perché non aggiunge molto, diciamo, a quello che è stato il mainstream e tutti i vari pareri avrei preferito un intervento più incisivo e più preciso, ecco, ma è anche un pochino più concreto nel cercare di risolvere. Niente, lui si appella alle scuole semplicemente dicendo che la scuola è il luogo privilegiato per educare all'ascolto partecipe, all'empatia, al rispetto, incentivare lo sviluppo di un clima di accoglienza positiva, prevenire fenomeni di discriminazione ed esclusione, favorire la capacità di stare in relazione con l'altro. Direi che queste sono le belle parole che usa sempre la politica, ma invece bisognerebbe fare un piano d'azione un attimino più e soprattutto magari, visto che la scuola è anche il banco di prova per i vari interventi delle associazioni LGBT, delle associazioni delle varie categorie che operano in questo senso, io direi che forse si potrebbe intervenire in maniera molto diversa proprio sulla scuola. Va bene, io vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento a giovedì prossimo con Largo ai bambini. Buona settimana da Francesca Corbella. Avete ascoltato